Giocatori ucraini pronti a scendere in campo grazie alla Lega Nazionale Dilettanti. Sono state infatti semplificate le procedure per le società calcistiche che intendono tesserare bambini e ragazzi in fuga dalla guerra. Per i minorenni basterà presentarsi muniti di carta d'identità, richiedibile anche all'ambasciata, e documento di ingresso in Italia. Restano valide le regole per la prevenzione del contagio. Anche per i ragazzi ucraini dovranno seguire la profilassi prevista nel protocollo della FIGC e tutto quello che è previsto poi nei provvedimenti governativi. Ma la crisi non è solo umanitaria, società e associazioni sono in difficoltà per via del caro bollette. La federazione sta già preparando una serie di aiuti, ma serve l'intervento delle istituzioni. Sono tutte situazioni che creano quella disaffezione, no? Noi parliamo sempre di passione volontari, ne abbiamo tanti, viviamo di volontariato nei nostri territori, però purtroppo le società hanno anche bisogno di un sostentamento a livello economico.